Si è concluso nelle primissime ore di oggi un intervento dei militari della stazione Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Nicolosi in provincia di Catania, volto alla ricerca e al soccorso di un escursionista rimasto coinvolto in un incidente sul versante sud-ovest dell'Etna. In particolare alle 23:50 di ieri la sala operativa del 118 comunicava alla stazione SAGIF di Nicolosi che in località Montedensa, nel comune di Biancavilla, in provincia di Catania, un escursionista aveva richiesto l'intervento a causa di un infortunio alla caviglia che non gli permetteva più di proseguire la marcia. Il personale specializzato del SAGIF, in coordinamento con i volontari del CNASA, con il quale il Servizio Sanitario 118, individuata subito l'area di intervento, si è recato nel luogo con i mezzi di reparto, portando a seguito la motoslitta in dotazione, capace di muoversi sulla neve ghiacciata. Raggiunto l'ingresso del demanio, denominato Milia Filiciusa, i tecnici specializzati del soccorso alpino delle Fiamme Gialle hanno proseguito con il mezzo speciale, stante l'abbondante presenza di neve. In meno di mezz'ora i militari hanno raggiunto il malcapitato, che presentava alcuni principi di ipotermia e lamentava un forte dolore alla caviglia destra. Prestate le prime cure del caso, i soccorritori hanno posizionato l'infortunato sulla barella speciale per il trasporto a mezzo motoslitta. In breve si sono portati presso il cancello della pista altomontana Filiciusa Milia, dove il soggetto è stato affidato alla cura dei sanitari del 118, intervenuti in ambulanza, che hanno provveduto successivamente a condurlo al nosocomio di competenza territoriale. Nell'area dove si era verificato l'incidente, lo spettacolo offerto dal magma e dal ghiaccio sta attirando in questi giorni molti curiosi. Il fronte lavico proveniente dalla bocca effusiva tra il cratere di sud-est e la Bocca Nuova ha superato la pista altamontana, tagliando di netto la strada. Inoltre la presenza della neve e del ghiaccio e gli improvvisi cambiamenti meteorologici rendono particolarmente rischiosa la frequentazione di questi luoghi. Si raccomanda pertanto di mantenere una distanza di almeno 300 metri dalla zona della colata lavica a inutili rischi. La Guardia di Finanza sempre in prima linea, vicino a chi ha bisogno, per fornire il proprio aiuto nelle operazioni di soccorso e nelle situazioni critiche nelle quali è chiamata ad intervenire, grazie anche al supporto tecnico del personale del SAGIF.